Ciao a tutti, buongiorno. Oggi da qui arriveremo su al rifugio Kiampi-Sulon e dal rifugio Kiampi-Sulon raggiungeremo la cima del monte Talm. Adesso iniziamo il percorso e alla fine vi spieghiamo com'era. Siamo arrivati in vetta al monte Talm e questo è il panorama che ci regala. Bene, allora il giro noi lo abbiamo terminato. Questo percorso lo consigliamo a chi vuole fare una giornata di trekking abbinata a magari un pranzo in rifugio. Adesso vi mandiamo alla carta tabacco e vi spieghiamo dettagliatamente quello che noi abbiamo fatto oggi. Via la carta tabacco. Allora, il sentiero è più facile da fare che da spiegare e lungo tutto il sentiero comunque ci sono segnalazioni ben chiare ed è impossibile sbagliarsi. Allora, siamo arrivati a Rigolato. In centro a Rigolato noi abbiamo svoltato a sinistra direzione Ludaria e con la macchina abbiamo percorso la strada fino ad arrivare a questo comodo parcheggio. Potete arrivare con qualsiasi tipo di macchina, non c'è nessun problema. Parcheggiata abbiamo incominciato il percorso a piedi, abbiamo preso inizialmente il 227 fino al primo bivio, poi abbiamo svoltato prendendo il direzione 228A. Al secondo bivio invece siamo andati a destra e abbiamo risalito la montagna fino ad arrivare al rifugio Kiampi-Sulon. Una volta arrivati al rifugio Kiampi-Sulon vedrete sulla sinistra l'indicazione ben chiara che vi manda su al monte Talm. La prendete e iniziate questo sentiero che è il 228. Una volta arrivati qua al bivio proseguite dritti perché è sempre il 228 e poi vi porterà a Sella di Talm. Una volta arrivati a Sella di Talm voi svoltate a destra e prendete questo sentiero qua che inizialmente è il 228 poi si trasforma nel 226, una bella salita che vi porterà fino al monte Talm. Arrivati in vetta riscenderete invece verso il 226A che è questo e vi riporterà prima al rifugio cacciatori e in seguito a Sella di Talm. Una volta arrivati a Sella di Talm, il 228, al bivio si prosegue verso il 228A che comodamente tramite una mulattiera ben segnalata vi riporterà al 227 fino al parcheggio dove avrete lasciato la macchina. Con questo il video termina, come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto e vi rimandiamo al prossimo. Un forte abbraccio da Cristina e Gianluca, ciao e al prossimo video.